È la prima stracittadina di campionato, ma si gioca a porte chiuse. Questa è Bagheria 90-011, sesta giornata del girone A di promozione siciliana. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci in diretta dal comunale. Sul punto di battuta Aldo Perricone, fischia l'arbitro. Infatti questa la sua soluzione, c'è stata la deviazione, la proposta in mezzo, c'è il tap-in da parte di Garcia. Rama apre trovando il destro di Caracappa per il Bagheria. Parte Lucera con il cross in mezzo, si lamenta un contatto in aria, si continua però nella zona di Gio. Ancora Gio si accentra, c'è il mancino da parte sua sulla traversa. Caracappa riesce a passarla a Garcia, il rimpallo non lo favorisce, la riprende però l'argentino. Vie centrali per Garcia, risponde Porpe, pallone su Lucera, mancino ancora Porpe. Garcia avanza ancora, palla al piede Gio, adesso si accentra, calcia col mancino, sfiora l'incrocio. Mazzola nella giocata di Bordoni, avanti le 90-011. Fontana prova anche lui il tiro a giro, parte Lucera, deviazione Porpe, pallone in mezzo, colpo di testa a sfiorare la traversa di Aldo Perricone. Parte Lucera con il pallone in mezzo, ancora Perricone. Fontana cerca il fallo contro Perricone, non c'è nulla secondo l'arbitro. La battuta secondo palo, colpo di testa, pallone che va fuori, il tentativo di Mazzola. Parte Lucera, oltre la traversa c'è stata una deviazione, calcio d'angolo, va il 90-011. Lancio lungo di Bordoni, pallone profondo, cerca di riprenderselo Fontana, il contatto, secondo giallo per Giovanni Aiello ed espulsione. D'Amico, pallone profondo, posizione regolare per Gio, calcia alto, Fiorentino che riesce a passarla. D'Amico, scivolata di Di Giovanni e calcio di rigore. Lucera, il gol del Bagheria, Raimondo Lucera, l'1-0 a un quarto d'ora dalla fine. La dedica speciale, l'abbraccio con Giorgio Stassi infortunato. La prende Maranzano in contrasto con gli avversari, poi con Geraci ha da dirsi qualcosa. Entrato dalla panchina, si va a prendere il cartellino rosso. Siamo oltre il tempo di recupero, infatti finisce qui. Bagheria batte il 90-011 per la terza volta su 3 in stagione. Si va a prendere la stracittadina ancora una volta la squadra di Angelo Tomasello.